Buonasera Infatti direttore. questa situazione non so se sia un temporale estivo, quello del dualismo tra Zaia e Muraro. Certo che Muraro forse ha voluto togliere la maschera a Zaia. Beh, onestamente direttore, Rosario, apprendo la notizia in questo momento. Ah, addirittura. Sì, Una notizia ANSA di oggi. sì, per cui lasciamo il tempo Io al però le tempo, volevo insomma. chiedere questo: Zaia si è sempre dimostrato abbastanza neutrale sulla diatriba Bossi-Maroni, però i ben informati dicono che tra lui e Stival, che fa parte del gruppo di Tosiani-Marionani, ora che comandano nella Lega, non vadano più d'amore e d'accordo. Può essere questa una spia secondo lei? Io penso che Zaia sia un ottimo governatore del Veneto e che in questo momento magari siano delle notizie un po' estive, così siamo vicini a Ferragosto, c'è la necessità di dare un po' di scoop, insomma. Esatto, Muraro l'ha voluto dare alla vigilia del Io l'ho blocco dei sentito giornali. appresa adesso. Certo, non sono notizie che fanno piacere per voi della Lega, immagino, soprattutto per voi che rappresentate la base. Lei è anche uno dei giovani padani. Sì, sì, sì. Vabbè, adesso lasciamo qualche giorno di festa a Ferragosto e dopo andiamo avanti, insomma. Dopo le ferie, insomma, se ne riparla. Certamente. Io le volevo fare una domanda sul Porcellum. Ha sentito, insomma, anche il dialogo tra il direttore e l'ospite del Sì, Partito Democratico, sì. Fabrizio Venier. Senza questo governo vanno tutti quanti a casa. Il problema è che si tornerebbe a votare con una legge elettorale che è stata giudicata incostituzionale. Infatti, E quindi come si può rimediare a questo Porcellum? A meno che non ci sia un Porcellum ritoccato. speriamo che ci sia la volontà almeno di fare la modifica su questo argomento, perché è un argomento molto importante, perché i cittadini vogliono scrivere nella scheda il loro parlamentare che votano. Va bene, ringraziamo dunque Giuliano Fogliani e prima di restituire la linea al direttore do una notizia che interessa anche a lui. Sospese tutte le partite dell'ATP Challenger di tennis a Cordenos, se ne riparla domani. Grazie.